Lis contis des mans verdis, idee et esc di Roberta Masetti. Savedis tu che il noglar al fas ben ai terrens erz? Le magie e ven de sos lidris, stant che a in manen une red fonde salde che fissa il terren, fermant lis erosions e slax. Se jenfri une piante che altre, a si lasse cressi la ierbe, che assuparà la ploe e non si formaran i gas che arrindin il terren malfer. Di fatt, i casons dai langobars aier in fas sul cul noglar. Sui troncs, lavoras tant che pai e impiras tal terren, avvignevin intrex cas i ramas, formant un tessuto vegetal fis che da spos si taponava con la terra. Sull'imprin i ramas aier in diventiar o di noglar, ma dopo si dopravin anche chianis di blave, bambù o gli stei di len e breis, gresis. Questi strutturi si accoventavano per famurs intens, ma anche i sofis e i chiamins. Torquis è una parola francese che in edilizia segna une malte di pantan e di stran, che tapone una gridella di len intrestracar. Là che per talian si fevele dome di graticcio, per fulan si fa differenza da dal fatto che queste stabilidure si le dopre per une pareti, paradane, stramiec, tramegere o per un soffitto, gridic, grisiola. Queste tecniche sono state chiatate in abitazioni di Topolò, Valpicet e Rigulat e avverniata comune di Rane del Royal, in un fogolar viert poiat contro il muro. A Cividat, in tanto dal restauro di Palazzo de Nordis del secolo XVI, è stato chiatato un muro in tortis, con una massa di noglar, che si può sviare di parare un veri. Queste tecniche sono state tornate a chiappare in mano dell'Associazione Culturale La Fara, che in regione promuove la storia del popolo langobardo. Mandi!